Buonasera da Pia Castagnaio, giovedì 10 agosto, prove per il Palio 2023. Questa sera impegnata la contrada del coro, stiamo inquadrando con lo zocchino rosso e nero Silvano Mulas, probabile monta della contrada, su Abracadabra, con lui Andrea Chessa, se ho visto bene, su Charlie Brown. Allora, già nelle precedenti video, delle precedenti prove, quella di Borgo, Voltaia e Castello, abbiamo parlato di questo nuovo impianto, di questa pista che verrà inaugurata sabato, dopodomani, 12 agosto alle 17, una pista inserita all'interno di un parco tematico dedicato agli sport equestri, che prevedono oltre la pista anche maneggio, possibilità di ippoterapie, ovviamente riunioni ippiche e quant'altro legato al mondo del cavallo, e non solo uno spazio verde inserito all'interno di un bosco di castagno, che ovviamente la lavorazione ha dovuto in qualche maniera sistemare, ma qui vedete proprio alle spalle dei cavalli c'è già la crescita del nuovo bosco, e quindi dobbiamo immaginare veramente una pista all'interno di un parco, oltre che tematico, naturale. Può essere un punto di partenza per la sentieristica, sia a piedi che anche con mountain bike, ma perché no, anche con cavalli. Allora entriamo un po' in clima palio, la contrada dello Stretto, ricordiamo il capitano Alessandro Vincerelli, già vincitrice dell'ultimo palio. La coincidenza ha voluto che proprio la contrada del coro nel 1979, alla ripresa del palio dedicato alla Madonna di San Pietro, dove ci troviamo in questo momento, dove si trova il santuario proprio adiacente a dove sto inquadrando in questo momento, vinse nel 79, così come vinse lo scorso anno sulla pista l'ultima corsa fatta su un anello, dapprima un campo, poi sempre più divenuto un anello all'interno di uno stadio comunale dedicato prevalentemente al calcio, e quindi nata questa necessità soddisfatta dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Pagaggini, che proprio nel programma aveva inserita la realizzazione della pista, dando una risposta concreta e importante alle contrade. Allora inizia un leggero galoppo, vediamo Silvano Mulas su Abracadabra e Andrea Chessa su Charlie Brown. Rifinimenti, rifiniture per questa grande importante appuntamento del 12, tanto atteso, con la presenza di importanti rappresentanti istituzionali e anche carabinieri a cavallo che riproporranno la carica di Pastrengo. Allora vediamo, rientriamo nuovamente in una cronaca che è appositamente descrittiva, non tecnica. Vediamo sempre Abracadabra montata da Silvano Mulas. Sono anche le prime riprese all'interno di questo impianto. Io cercherò di fare diverse inquadrature nelle diverse prove. Allora, caratteristiche di questa pista essenziali: un terreno morbido con una terra vulcanica, lapillo così chiamato, molto permeabile. Continua ancora, una pista larga all'incirca 8,5 metri, cavalcabilissima, con due curve non uguali. Ecco, questa è una curva più ampia, più o meno a tutto sesto, invece la curva che subito dopo questa diretta, una diretta di circa 60-65 metri, è leggermente più stretta, e qui c'è proprio la mossa, vedete il verrocchio, ecco, viene passato proprio ora il punto della mossa. Un impianto che è stato apprezzato, almeno in questa fase
di prove, ma sicuramente un impianto che sta già facendo parlare di sé, che grazie anche a queste testimonianze visive sta ricevendo complimenti anche da esperti. Ancora vediamo la contrada del coro. Ricordo che le prove sono libere nel vero termine della parola. Le contrade scelgono il proprio orario e anche se provare singolarmente o con più cavalli. Sembra ormai terminata questa prova da parte del coro, che ricordo la contrada vincitrice dell'ultimo palio, nonché la contrada che più ha vinto a Biancastagnaio. Sembra terminata la prova in questo momento.